Bene ragazzi, andiamo a vedere questi ragazzi Wimbledon che stanno fando. Già stanno chiamando. Vediamo un po'. Com'è ragazzi? Che cos'è questo? I cerchi del grano? È venuto Ennio Doris a fare il tracciato qua. Ho capito. Ciao. Non riprendere, dottor. Come non riprendere? Ma che sta dicendo? Allora, cosa state progettando qua? Minchia, ma prima che scura che non ce la facete? No, non ce la facciamo. Infatti, però L'idea già... è stata questa, siccome basta- siamo in pochi, abbiamo scelto di fare un cerchio che nelle prossime settimane si allargherà in gestione. Esatto, ma mica la da finire stasera. E sarà il pezzo. Lo facciamo, vediamo chi si aggiunge col tempo. Anche un pezzo alla volta, così vediamo pure se c'è vandalismo. Vandalismo, vabbè, non siamo così preoccupati, va. Non pensiamo ci sarà vandalismo. Guarda che poi bruciano le Ma pietre. no, ma non è che dobbiamo tenere conto anche di questo. Ah, bruciano le pietre, certo. Domenica prossima vengono anche i ragazzi del 5 Stelle. Allora facciamo domenica prossima? Sì, però facciamo il lungomare probabilmente. Però- Decidiamo su Facebook. Vabbè, non si sa ancora, non siamo ben organizzati. Vabbè, ciao ragazzi. I Duke and Guan, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Buone, no, a croce com'è? È una croce questa. Ah, così. Era una specie di croce. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Bene, dovevano essere 4, invece sono 4 e 4, 8. Oh, una buona prospettiva. A voi la linea studio, Toto Galanti e Saro Greco. Al prossimo pensiero settimanale. Ciao.